La sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Napoli ha portato amarezza e delusione in casa Juve. Primo e principale bersaglio della rabbia del popolo bianconero è Maurizio Sarri. Il tecnico è stato preso di mira sui social da moltissimi utenti, tra cui Elma Aveiro, una delle sorelle di Cristiano Ronaldo, che tramite un post su Instagram ha difeso CR7 al suo secondo KO in finale consecutivo dopo la sconfitta a dicembre in Supercoppa contro la Lazio, finita 3-1. Cos'altro puoi fare? Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli. Non riesco a capire come giocare in questo modo comunque. Testa in alto, di più non puoi fare, mio re. Recita il post di Elma, chiaramente in difesa del fratello, ma con una sottile allusione all'allenatore. Dalla Francia arriva la notizia. Paulo Sousa vorrebbe Borja Valero al Bordeaux. A riferirlo è France Football. Il contratto del centrocampista spagnolo con l'Inter scadrà a giugno e sembra che la società francese sia già pronta a corteggiarlo. Valero ha dei contatti in Francia, Sousa lo ha allenato quando era nella Fiorentina e ora sarebbe felice di portarlo in Ligue 1. Secondo voci di mercato, però, anche il club viola sarebbe interessato a riportare lo spagnolo a Firenze. Il futuro quindi sembra offrire diverse possibilità al calciatore, che però, come recentemente dichiarato dal suo agente Alejandro Camano a Radio Kiss Kiss Napoli, vorrebbe chiudere la carriera in Italia. Il calendario della stagione 2020 di Formula 1 continua a subire modifiche a causa dell'emergenza coronavirus tra date cancellate e gare rimandate. In un clima di generale incertezza, il Bahrain si è candidato per ospitare un doppio GP, con due versioni diverse del circuito di Sakhir, che oltre al classico tracciato può offrirne un secondo più lungo e ovale. Ad esporre l'idea è stato Ross Brown, Managing Director del Motorsports, sul sito ufficiale della Formula 1. Una delle qualità attrattive del GP del Bahrain è che ha diverse configurazioni. Nel caso si potrebbe correre su due piste diverse, esiste una sorta di circuito quasi ovale che sarebbe piuttosto eccitante, ha spiegato Brown, che poi ha aggiunto: l'uso di due configurazioni comporta molto lavoro per chi lo allestisce, perché vanno impostati i lavori per due tracciati e serve parecchio preavviso. È qualcosa che dobbiamo prendere in considerazione. Il Napoli ha vinto meritatamente la Coppa Italia, la sua sesta Coppa Italia, dedicandola a Gattuso. La squadra azzurra ha tenuto testa alla Juventus per tutta la partita, ha colpito due pali e poi ha fatto meglio ai rigori, 4-2. Quindi una vittoria meritata. Fatali sono stati per la squadra di Sarri, un ex, i rigori falliti da Dybala e Danilo. Gattuso sta facendo bene alla guida del Napoli e sarà confermato. Sarri sembra invece in difficoltà in questo momento e non gli serve neanche l'apporto di Cristiano Ronaldo, ancora non decisivo. È stata una serata significativa per il nostro calcio che ha ripreso la sua marcia, nonostante il pubblico virtuale visto solo dai telespettatori, però ed un gioco non certo esaltante. Che succederà adesso in campionato?